Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando la vicenda di Esiodo, stiamo raccontando la vicenda di questo poeta del VII secolo a.C. che rispetto ad Omero vive in un'epoca profondamente diversa, non vive più nell'epoca delle origini della Grecia, dove la Grecia era una serie di città che cercava in qualche modo di uscire allo scoperto del Mediterraneo, quindi alla conquista delle grandi posizioni commerciali e mercantili del Mediterraneo. Raccontiamo la storia di un poeta che vive in un'epoca molto particolare, al termine delle due colonizzazioni che avevano reso la Grecia una potenza a livello mediterraneo e che quindi cercava di ritrovare se stessa e che ha la consapevolezza di essere in un momento storico molto particolare, un momento in cui non ci sono più i grandi eroi del tempo, un momento in cui tante parti della popolazione se ne sono andate per andare a colonizzare per l'appunto civiltà a Oriente e Occidente, regioni a Oriente e Occidente, e lui è un uomo che quindi Esiodo racconta la storia della letteratura greca, racconta il dramma dell'uomo da una prospettiva storica profondamente diversa, ma anche la prospettiva lirica è profondamente diversa. Infatti Omero non aveva mai detto io. Omero aveva usato il pronome me inteso come pronome personale complemento, soltanto 2 volte all'interno dei suoi poemi. La prima volta quando diceva cantami o diva l'ira del pelide Achille, quel cantami, quel quasi accennato desiderio di ricevere un canto dalla musa ispiratrice per aver raccontato l'ira di Achille, e l'altro grande momento è quando nel catalogo delle navi lui in qualche modo passa in rassegna le navi e parla in prima persona di queste navi che sono state viste e prese dai greci in quell'epoca così remota. Però mai Omero racconta la sua vicenda, la sua storia in prima persona, anzi Omero sembra quasi raccontare da una posizione di altura, da una montagna dove si dicono verità che sono altisonanti, che in qualche modo vanno al di là del tempo e dello spazio. Invece Esiodo racconta la vicenda umana da una prospettiva completamente diversa, non soltanto geograficamente e storicamente diversa, ma anche liricamente, poeticamente diversa, perché Esiodo è un poeta che dice io, Esiodo è un poeta che racconta la sua storia e la sua biografia, e attraverso la sua storia e la sua biografia fa poesia. Il suo stesso modo di fare poesia è un modo di raccontare se stesso. Il modo di raccontare se stesso è il modo stesso di far poesia. Quindi è un autore interessantissimo, un autore della quotidianità, un autore della crisi che sceglie per raccontare la crisi, per raccontare la quotidianità, un punto di vista particolare, quello della propria storia biografica. E sulla vicenda di Esiodo, sulla sua storia, torneremo proprio domani per raccontare tutti i fatti che raccontano e che descrivono il suo itinerario storico, il suo itinerario biografico. Sempre qui, sempre a Storie, sempre domani.